Amici di Salute e Psicologia da Degustare, bentornati! Anche oggi siamo qui con voi per parlare di un altro ambito molto interessante della psicologia. Abbiamo con noi un'ospite graditissima, la dottoressa Manuela Guadagnini, psicologa specializzata in musicoterapia e direttore del Centro Studi di Musicoterapia dell'Alto Vicentino di Thiene. Manuela, ciao! Ciao Riccardo, ciao Federica. Ben arrivata. Grazie Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per questo graditissimo invito. Allora, io partirei dal capire, abbiamo già detto qual è il tema? Il tema, come avrete forse intuito dalla presentazione, è la musicoterapia, proprio perché è la tua specializzazione, ormai fai questo mestiere da tanti anni, sì. e quindi sicuramente hai delle esperienze interessanti da raccontarci. Sì, e quindi partirei proprio dal spiegare brevemente ai nostri ascoltatori che cos'è la musicoterapia e poi ne parleremo più approfonditamente insieme. Anch'io sono molto curiosa. Certo, grazie Federica. Possiamo partire proprio dal termine musicoterapia, no? È un termine composto da musica e terapia e quindi verrebbe abbastanza facile pensare che attraverso questa applicazione, questa disciplina, noi possiamo fare della terapia con l'uso della musica, così detto in termini molto molto semplici. In realtà le cose sono un pochettino più complicate. Ecco, potremmo usare una definizione fra le tantissime che ci sono in ambito musicoterapico e dire che la musicoterapia è appunto l'utilizzo della musica, dei suoni e delle componenti essenziali della musica, quindi ritmo, melodia, per entrare in relazione con la persona, con il suo mondo emotivo, con il suo mondo espressivo e cercare di, attraverso un percorso strutturato, produrre un cambiamento. Ecco, quindi con questa semplice definizione già possiamo intuire che le sfumature sono abbastanza complicate e anche toccano aspetti delicati, cioè quello del mondo interiore, dell'emotività della persona e in particolare si rivolge a un ampio ventaglio di applicazioni. Sia dal punto di vista di contesti, sia dal punto di vista proprio di utenze, quindi di persone, per cui noi possiamo trovare l'applicazione della musicoterapia in ambito sanitario, sociosanitario, educativo, ovviamente psicologico e con le più ampie e diversificate fasce di età, per cui partiamo da bambini molto piccoli fino ad arrivare agli anziani e adesso le nuove frontiere della musicoterapia ci portano anche a lavorare con persone in stato vegetativo, con ad esempio i neonati nati pretermi, prematuri, ecco, quindi anche con specificità abbastanza importanti. Quindi mi sembra di capire che è una disciplina molto più tecnica poi di quello che potrebbe sembrare, no? Per il fatto di associare la musica alla terapia psicologica è qualcosa che richiede competenza, esperienza e expertise specifica. Sì, a volte sì. Sembra che basti avere la chitarra, saper fare 4 accordi, entrare nel reparto della casa di riposo, dell'ospedale o nel punto educativo per chiamarla già musicoterapia in realtà. In realtà non è proprio così, Riccardo, perché allora possiamo dire che la scoperta dei benefici, fra virgolette, terapeutici della musica non è una scoperta recente, ecco, perché fin dalla notte dei tempi sappiamo che la musica ha degli effetti positivi ed è una parte fondante e strutturante di ogni società, di ogni cultura, dalle più antiche fino ovviamente alla nostra, no? Quindi tutti noi abbiamo sperimentiamo quotidianamente che cosa significhi ascoltare della musica che ci fa stare meglio, andare ad un concerto e tornare da questo concerto ricaricati. Anche questo periodo molto complicato che abbiamo attraversato, che stiamo ancora vivendo, no? Ci ha dato delle dimostrazioni di come la musica sia andata in aiuto a persone in difficoltà, persone chiuse in casa per il lockdown.
Quindi gli effetti terapeutici della musica non sono una novità, nemmeno gli effetti che la musica ha sulla strutturazione della personalità di un individuo. Pensiamo che ad esempio nell'antica Grecia si usavano determinate musiche rispetto ad altre per formare il carattere e la personalità dei soldati, no? Pensiamo ad esempio anche all'uso delle musiche militari, quale effetto produce. Quasi sempre in testa ai reggimenti che si lanciavano alle cariche c'erano o le fanfare o i trombettieri o i tamburini che davano energia e carica. Ecco, quello che attraverso la musicoterapia si è cercato di fare, quindi dandole una veste di disciplina scientifica, è quello di applicare appunto questi effetti terapeutici in una cornice scientifica. Quindi musicoterapia significa avere un setting strutturato, avere un professionista che sia formato specificatamente in quella disciplina, significa prevedere un percorso con degli obiettivi stabiliti e che quindi si porti ad un raggiungimento di questi obiettivi, anche parziale, ma quindi avere in mente, no? un viaggio da fare con quella persona o con quel gruppo. Significa anche avere alle spalle delle teorie di riferimento che possono indicarci la via da seguire, un po' come per la psicologia, giusto colleghi? Certo. Anche per gli interventi sulla parola ci si basa su dei punti di riferimento stabili. Sì, degli obiettivi, anche perché altrimenti è come dire la differenza tra il chiacchierare con un amico e poi sentirsi un po' meglio e l'andare dallo psicologo. Certo, no? Mi piace molto nella definizione iniziale che hai dato, che proprio dicevi con lo scopo del cambiamento, no? Sì. E quindi non è semplicemente uno stare un po' meglio, come dicevi tu, per un po', ma è proprio l'obiettivo terapeutico del cambiamento, un cambiamento che può essere grande, piccolo, di varie entità, però è stabile, c'è un cambiamento riscontrabile, misurabile, scientificamente probabile. Certo. I riscontri che abbiamo, allora c'è da dire, e apro una piccola parentesi, che in Italia la disciplina in sé, musicoterapia, e la professione che ne è agganciata è ancora agli albori. Ecco, come sempre l'Italia arriva sempre un po' in ritardo, no? Mentre invece abbiamo riscontri e una storia documentata che in molti paesi, i paesi anglosassoni, i paesi per esempio la Svezia, Finlandia, i paesi nordici, gli Stati Uniti sono stati precursori in questo campo. La musicoterapia e la professione di musicoterapeuta sono di fatto molto ben inserite nei vari contesti sia sanitari, sociosanitari che educativi. In Italia, dicevo, siamo ancora un po' così, stiamo un po' arrancando, mettiamola così, ecco. Per cui ancora si fa un po' fatica a percepire questa differenza che abbiamo introdotto tra quello che può essere un effetto benefico della musica e quello che può essere l'uso funzionale della musica per produrre un cambiamento e quindi per instaurare prima di tutto una relazione con la persona che ho di fronte e attraverso questa relazione che ha come, diciamo, mezzo fondante quello sonoro, musicale, produrre un cambiamento. Fare terapia. Fare terapia. A tutti gli effetti. A fare terapia a tutti gli effetti. Ecco, vorrei aggiungere che magari una delle differenze abbastanza evidenti fra quello che può essere, allora uno potrebbe dirmi, ma vabbè, allora vado dallo psicologo, no? Ho bisogno di fare un lavoro su di me. Ecco, però dobbiamo tenere presente che la musicoterapia ha la capacità di rivolgersi anche a persone, per esempio, che non hanno più accesso o ce l'avevano e l'hanno perso o ce l'hanno deficitario alle funzioni del pensiero, delle funzioni più cognitive, cioè quelle che poi guidano quella che può essere una relazione basata sulla parola, giusto? Per cui invece lì possiamo, bypassando tutto quello che è l'aspetto linguistico, verbale e cognitivo, funzionale, possiamo arrivare comunque ad entrare in relazione, a toccare altre corde di quella persona e permettergli quindi una capacità espressiva che non è più attraverso la parola e il ragionamento, ma è attraverso la musica e l'uso degli strumenti. Come anche con i bambini, penso, no? Il fatto che i bambini spesso, per esempio, penso a me che
dico sempre io con i bambini non è il mio, perché la mia principale, quello che io penso essere il mio principale cavallo di battaglia è proprio la parola, no? Cioè il dialogo, l'analisi dialogica. Quindi con un bambino diventa molto più difficile perché bisogna abbassare il livello del linguaggio, eccetera. E invece forse la musicoterapia, mi immagino, possa aiutare anche in questo, no? A trovare un canale diverso. Un canale, esattamente, Federica, un canale diverso che bypassa l'accesso al razionale, se vuoi. Entriamo più in maniera diretta a contatto col mondo emotivo, che poi alle volte è anche quello che si fa più fatica ad esprimere, no? E a contattare. E dove di solito c'è il problema. E dove di solito si nasconde il problema. La musicoterapia funziona laddove anche ci sono dei grossi deficit, o dove sono intervenuti dei traumi, o dove per esempio nell'ambito della salute mentale, pur essendo rimaste preservate o sufficientemente preservate le capacità di espressione, di dialogo, si è avuto invece, non so, un congelamento emotivo, oppure non c'è più la capacità di estrazione del pensiero, di accedere al mondo simbolico. Ecco che quando questi aspetti sono deficitari, intervenendo con la musica si offre una modalità espressiva diversa, che non è alternativa. Ecco, io molto spesso sento parlare di musicoterapia come forma alternativa di terapia o di intervento. La musicoterapia non è alternativa a nulla, cioè non è che va a sostituirsi a qualcosa. Io lavoro da molti anni in ambito di salute mentale, e i gruppi con i pazienti che conduco assieme al dottor Mario Degli Stefani sono pazienti che vengono seguiti farmacologicamente, anche hanno dei supporti psicologici o percorsi psicoterapici, e hanno a sostegno di tutto questo, diciamo, piano di intervento anche la musicoterapia. Quindi diventa complementare. Esattamente. Apre questo canale relazionale che in alcuni casi è compromesso o non raggiungibile. Esattamente. Molte volte in questi esempi fornisce proprio una specie di chiave di accesso, no? Di grimaldello per aprire qualche porta, poi intervengono altre figure professionali, l'uso della parola, e si può lavorare anche in una forma di sinergia. Ecco, molto interessante l'applicazione clinica della musicoterapia, clinica nel senso che intanto ci si occupa di persone che hanno veramente dei bisogni dal punto di vista diciamo clinico, psicologico, di disturbi, di disfunzioni, di deficit, ma poi è anche interessante poter lavorare in sinergia con altre figure professionali. Ecco, ad esempio con i bambini, molto spesso quando ci sono bambini che hanno disturbi di attenzione, disturbi legati all'apprendimento, alla sfera comportamentale, sono bambini che alle volte sono seguiti anche poi dal logopedista, dal fisioterapista, cioè da altri professionisti. Interessantissimo poter lavorare in team anche con queste figure, perché l'ottica del musicoterapista può essere un'ottica diversa e complementare a quella degli altri professionisti, e quindi si ottiene una visione più olistica, passatemi il termine, di quella di equipe, no? Ci si vedono le varie dimensioni e diventa molto più il contributo, l'intervento acquista molto più spessore, molto più forza. Quindi mi immagino che chi fa il musicoterapeuta debba essere chiaramente un professionista che ha un'ampia conoscenza non solo dell'aspetto umano ma anche dell'aspetto musicale, perché altrimenti faticherebbe a mettere insieme i mondi. Per quanto riguarda il paziente invece, se un paziente, una persona che vuole provare la musicoterapia per lavorare su degli aspetti di sé, non è così portato per la musica, non ha magari mai imparato a suonare uno strumento, non conosce a fondo questo mondo, questo può essere, come dire, un problema nella relazione con il musicoterapeuta oppure no? Guarda Federica, la risposta è molto semplice, assolutamente no. Innanzitutto la musicoterapia non ha dei prerequisiti di accesso, mettiamola così per usare un linguaggio più tecnico, cioè non richiede che ci sia da parte del fruitore dell'intervento
delle competenze pregresse musicali. Se ci sono, ben vengano, possono già come dire, facilitare, ecco, presupporre che ci sia una facilitazione più alla portata e più magari immediata, no? Anche se nella mia esperienza ho visto che non sempre è così, perché se per esempio un trauma di tipo di qualche malattia che interviene potrebbe avere chiuso quel canale, ecco, e quindi andare a riaprirlo potrebbe suscitare in quella persona, in quel paziente, anche un ricordo doloroso perché legato a un periodo, quindi insomma bisogna un pochino valutare bene il caso, però ripeto non è assolutamente un prerequisito, ma dirò di più. Tutti noi, anche chi non si è mai avvicinato ad uno strumento, ad una pratica musicale di qualsiasi genere, al canto, no? Anche chi proprio banalmente non ascolta musica per dire no, io la musica, ecco, ma tutti noi abbiamo un bambino, chiamiamolo così, musicale dentro, cioè tutti noi siamo esseri sonori perché noi siamo stati strutturati dal suono. Quando ancora il feto si muove dentro, no, al liquido amniotico nel ventre della mamma, pensiamo che già intorno al quarto, quinto mese l'organo dell'udito è quasi completamente formato ed è uno dei primi sensi che va a definirsi. Pensiamo per esempio che la vista si perfeziona molto tempo dopo la nascita, la respirazione stessa che è l'elemento diciamo per eccellenza vitale, no? Se noi non respiriamo siamo in vita, anche questa matura, i polmoni maturano dopo la nascita. L'udito è molto ben formato già prima che il bambino nasca, quindi pensiamo finché il bambino è in utero quante stimolazioni sonore ha, di tipo endogeno, cioè tutti i suoni della mamma, no? La circolazione, il battito cardiaco, il respiro, tutti i suoni esterni che arrivano, quindi i rumori della quotidianità, le musiche, se la mamma ascolta musica, ecco che poi si è sviluppato tutto il filone, no? Che si sono viste anche delle immagini, peraltro, ecco, discutibili se vogliamo, no? Di questi pancioni con le cuffie, non so se qualcuno l'effetto Mozart è capitato di vederlo, qualche anno fa. Non è proprio necessario arrivare a quella forma. Sicuramente il bambino, se per esempio una mamma è una musicista, suona, ci sono degli studi che lo comprovano, suona il violoncello, il pianoforte, quel bambino fin dai primi giorni, cioè, sarà stimolato indipendentemente dal fatto che poi quel bambino studi uno strumento, diventi un musicista o si avvicina alla musica. Quindi comunque l'essere umano nasce, si struttura nel suono, per cui il suono per noi è un elemento familiarissimo, anche se poi non lo coltiviamo con expertise particolari di studi. A prescindere dalle capacità tecniche poi del paziente o della persona, chiunque con un bacchetto di legno può fare. Certo. Ok? E quindi... Io potrei sbagliare il ritmo. Ma certo. Perché ci possiamo lavorare. Esatto. Però... Quindi è abbastanza, ecco, facile non è forse la parola corretta, comunque c'è questa predisposizione dell'essere umano a entrare in contatto con la musica. La competenza del musicoterapeuta sta proprio nel trovare il punto giusto dove entrare, no? Se andare tanto a ritroso, quindi in quei suoni strutturanti, molto regressivi, legati alla prima formulazione a cui mi riferivo prima, oppure se a suoni invece, non so, questo ha studiato musica, faceva parte di un coro, ecco. Ognuno di noi ha un proprio bagaglio sonoro e musicale. La competenza del musicoterapeuta deve essere un po' quella di anche arrivare a conoscere questo attraverso lo studio, diciamo, del caso e attingere poi alle proprie tecniche, al proprio ventaglio di competenze per stimolare e trovare il canale giusto dove entrare e favorire quindi un dialogo sonoro con la persona. Come sempre nelle nostre puntate chiediamo all'ospite di portare un libro con una citazione, comunque un qualcosa che sia particolarmente significativo. Che cosa ci hai portato?
Allora, io ho attinto alle vari libri della mia biblioteca, che adesso è divisa in parte in temi psicologici e quelli musicali, che sono peraltro, diciamo, pregressi alla formazione in psicologia, e ho portato un libro che viene da una collana che si intitola proprio Opportunità musicali per il benessere e la cura, ed è una collana di 5 volumi che ha una storia, perché viene da una serie di eventi, congressi scientifici che, grazie al Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS dove opero, dove lavoro, il dottor Di Stefani, con cui collaboro da 14 anni, e la Fondazione Ghilardi, sono congressi che organizziamo da 5-6 anni ormai a questa parte. Anche Riccardo è stato il nostro grande collaboratore, ospite e colonna. E poi ne escono delle pubblicazioni sotto forma di atti, integrate anche da altri contributi. Quindi con questo libro ho estratto dei passaggi scritti dal dottor Alberto Schoen, che è un nostro grande sostenitore e che ringrazio, e quindi vorrei magari leggere qualcosa. Eccolo qua. Il libro, questo volume è il terzo della collana e si intitola Insieme con la musica tra salute, disabilità, integrazione e inclusione. Ecco, il passaggio che vorrei leggervi viene da uno degli articoli contenuti, che si intitola Comporre è mettere insieme. Allora, scrive il dottor Schoen: tutti provano sentimenti ed emozioni, spesso con la difficoltà di trovare le parole adeguate per scambiarli con qualcun altro. Nella musica il compositore mette sentimenti ed emozioni che si possono scambiare con risparmio di fatica e scoprire analogie tra autore, esecutori e pubblico che ascolta. Ecco, a commento brevissimo di questo passaggio mi viene da dire che l'analogia fra il compositore, no, che scrive musica per fini, diciamo, estetici, ma mettendoci un proprio messaggio di emozione, di sentimento, che poi entra a contatto con il pubblico, con il fruitore. Anche il musicoterapeuta in qualche maniera struttura nella seduta, nell'incontro, un prodotto musicale, tenendo conto delle proprie emozioni, ma anche delle emozioni della persona che ha di fronte, o anche del gruppo, perché noi abbiamo sempre parlato di persona, ma diciamo che la musicoterapia molto spesso si fa anche con gruppi. Ecco, interessante un altro passaggio di questo articolo del dottor Schoen, dove lui dice: l'attenzione ai suoni interessa non solo gli psichiatri e gli psicoterapeuti, ma interessa ogni persona che intenda comunicare al meglio. E continua: la musica, in ogni caso, se è anche medicina, dovrà avere, come ogni farmaco, il giusto dosaggio, dopo una corretta diagnosi, per stabilire come somministrarla, a chi somministrarla. In ascensore, al ristorante, spesso anche nelle piazze, a me pare di stare meglio senza musica, così si parla e si mangia di gusto, e magari si beve anche un buon bicchiere di vino di gusto. Benissimo gli auricolari, dice Schoen, ma non quando si guida in bici o lungo la ferrovia. Sarà bene sapere come evitare l'overdose, riferendosi appunto all'utilizzo della musica. Meglio ancora, basta imparare ad ascoltare davvero. Ecco, credo che queste ultime parole siano veramente molto emblematiche, perché la musicoterapia proprio educa all'ascolto. Ecco, io per poter entrare in relazione, ma non solo, anche la psicologia stessa si fonda ovviamente sull'ascolto, però l'ascolto di chi mi sta raccontando qualcosa con le parole sicuramente deve essere un ascolto attento, raffinato, delicato, però insomma ci muoviamo su un piano che è quello della comprensione linguistica, che bene o male funziona.
L'ascolto di chi non mi può parlare o non sa parlare e che quindi mi può comunicare solo, se io lo so stimolare nel modo giusto, attraverso dei suoni, insomma è un attimino più articolato e quindi richiede una competenza proprio specifica. L'uso indiscriminato della musica, così come noi adesso nella nostra società siamo abituati ad averla ovunque, sempre, costantemente, non è sicuramente un uso ecologico, ecco, mettiamola così. Io lavoro da tanti anni anche nelle case di riposo, dove spesso ho visto che gli anziani vengono messi nei saloni, no? Dove o c'è la TV accesa o c'è uno stereo con della musica che va a palla e va in maniera indiscriminata. È una sovrastimolazione che non ha utilità, è afunzionale, cioè non serve a nulla, anzi può inibire, come diceva nel passaggio Shen, lo scambio di relazione, la parola, il poterci guardare negli occhi, dire qualcosa, no? Avere sempre questo... L'abitudine anche forse ai suoni naturali. No? Certo, abbiamo disimparato ad ascoltare, ma soprattutto, Federica, quello che io riscontro è che abbiamo anche disimparato a tollerare il silenzio. Questo rapporto che meriterebbe forse un altro scambio, no? Questo rapporto con il silenzio è diventato proprio intollerante. Questo periodo anche di lockdown, di chiusura, ci ha detto qualcosa anche da questo punto di vista. Sarebbe molto bello poter fare un'esperienza di musicoterapia qui, però una cosa che si può fare sempre è ascoltare il silenzio.